Eccoci qui, benvenuti, tutto è pronto per questa seconda edizione della Marcia di Sant'Antoni qui a Lavariano in occasione del patrono appunto di Sant'Antoni, i tradizionali festeggiamenti. Lavariano è un paese di 1000 abitanti del comune di Mortegliano, un paese della Bassa Friulana, un paese di campagna, un paese immerso nella campagna ed è per questo che grazie alla FIASP, grazie alle associazioni del paese ritorniamo a organizzare questa bella iniziativa, questa marcia per tutti, sport per tutti, appunto che accompagnerà le vie del paese e ci porterà appunto a vedere i pezzi più belli di questa zona. E adesso vi do appuntamento lungo il percorso per conoscere meglio la nostra realtà. Call it true. Call it magic. I'm with you, and I just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Call it magic. Cut me into two. I'm of all your magic. Eccoci qua, siamo presso un ristoro, precisamente presso la Villa Strasoldo di Chiasottis e siamo qui con un partecipante a questa manifestazione, a questa bella marcia di Sant'Antoni. Come sta procedendo? Come va? Bene, nessun problema. Le gambe stanno bene? Sì, tutto bene. Ok, siamo ancora in forma, possiamo andare verso il prossimo ristoro allora. Sì. E sentiamo un altro parere, come sta andando questa seconda marcia di Sant'Antoni? Direi benissimo, come vedi sono in buona compagnia, in compagnia del mio animaletto di casa, è bello, bel percorso, bella esperienza. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno da Fagnacco in questa splendida mattinata di sole che solo qui può avvenire una volta all'anno, quando si effettua la famosa marcia longa,
denominata Correre nella Campagna, che è arrivata, si badi bene, alla 24esima edizione, 20° trofeo Camarian. La giornata è splendida, l'affluenza è buona, andremo a verificare lungo il percorso quali sono i punti più significativi della corsa. Faugnaco ormai tutti la conoscete, è una frazione, una ridente cittadina a ovest di Udine, comune di Martignacco, che diventa per un giorno la capitale del podismo qui in Friuli. Chiediamo agli addetti ai lavori, dopo le preoccupazioni di ieri sera per le grandi precipitazioni che si sono avute durante il percorso qui, come vi sentite oggi? Come avete risolto? Noi abbiamo risolto che grazie al buon Dio, diciamo così, oggi è una bellissima giornata, meravigliosa, con un sole splendido, si sta molto bene, la gente partecipa. Diciamo che è stata molta gente e mi auguro che sia più dell'anno scorso. Comunque complimenti a tutti i partecipanti, perché senza di loro noi non possiamo fare le specialità.
risultato finale, 960 iscritti, siamo molto contenti, il sole splende, la festa continua in quel di Fagnacco che però non è solo correre nella campagna, ma è arte, tradizione, cultura, Villa del Torso Mantica e anche il parco del Beato Bertrando che vi invito a visitare. Grazie e arrivederci alla prossima edizione.